Bene, un buongiorno a tutti. Porgo, oltre al mio personale saluto, quello dell'intero Consiglio regionale del Veneto e specialmente a Venezia, che per passato e storia è uno dei punti più famosi, ma non l'unico, di quella cultura adriatica di cui nelle nostre identità e specificità siamo eredi e continuatori. Io ringrazio la collega e amica Laura Cestari per aver voluto questo evento, perché il libro che presentiamo quest'oggi, Fetonte, il mito del fiume Po alle origini del Delta Padano, a cura di Gianluigi Cerutti, con i contributi di Leobaldo Traniello, Roberta Reali, nonché l'apparato fotografico di Roberto Bottari, è una singolarissima testimonianza di questa antica cultura e delle sue potenzialità, aperte al futuro, perché in questo libro, oltre al mito, oltre all'analisi aggiornata delle ultime tesi e scoperte dell'archeologia, ritroviamo la riflessione non solo sulla forza evocativa di Fetonte e della sua vicenda, come testimoniano appunto dei grandi artisti che in ogni epoca trassero ispirazione dal suo mito, ma anche tutte le sfide della modernità, sfide che hanno radici antiche. Io vorrei ricordare che nella cultura greca antica dell'Adriatico, non è Talassa, non è Pelagos, non è il mare aperto, bensì è Kolpos, cioè golfo, uno spazio particolare, uno specchio che riflette le nostre caratteristiche, le nostre identità e tradizioni, ma che dà anche un'immagine unitaria, pur nella molteplicità di voci e culture, di un bacino particolare, che ha una propria dimensione unitaria. L'aveva nella storia, lo ha nella modernità e sta a noi riuscire a proiettare nel futuro questa peculiarità unica in tutta Europa. E sottolineo questa unicità. Nell'antico Golfo greco le rotte marine portavano le navi dall'Egeo al terminale di due grandi vie carovaniere già sviluppate nell'età del bronzo, che si congiungevano proprio nell'Adriatico settentrionale e che trovavano nel delta del Po il punto di convergenza. L'una proviene dal Baltico, che attraversa i grandi fiumi centroeuropei, guadagnava i passi di Resia e del Brennero per giungere all'Adige, al lago di Garda e quindi al Po, e da qui al mare. L'altra proveniente dall'area danubiana attraverso la valle della Drava per valicare la Porta Giulia e quindi lungo l'Isonzo e il Timavo per passare poi alla fascia lagunare veneta. Questa seconda via, attraverso l'asse carovaniero Drava-Danubio, consentiva di giungere al Mar Nero e non a caso essa è chiamata dagli storici la via argonautica, con l'eco del mito di Giasone che ritroviamo, oltre che nel delta del Po, anche nell'antico nome dell'arcipelago degli Aspiridi, Lussino e Cherso. Miti e leggende, culturi e riti che si spostano con le antiche navi greche e che portano nelle nostre sponde adriatiche il viaggio di Ulisse, di Diomede, Antenore, di ritorno dal mito fondante la cultura greca, appunto la guerra di Troia, perché Omero vuole far partecipare le nostre terre, i nostri popoli, il mito della guerra di Troia, cioè al momento del passaggio dal mito alla storia. Noi eravamo e siamo la porta dell'Europa sull'Oriente e il delta del Po era ed è un grande hub della storia. Nei territori della parte settentrionale del Golfo, che per secoli poi vennero chiamati Golfo di Venezia, viaggiano dall'età del bronzo in poi merci preziosi come l'ambra, ma anche culture e saperi, modi di vivere e religioni, nonché tecnologie avanzate. Il vello d'oro di Giasone altro non è che il setaccio con cui raccogliere le pagliuzze d'oro. Riferimenti al mito e alla storia classica potrebbero continuare, chiamando in causa grandi figure della cultura europea, da Strabone a Plinio, da Diodoro ad Aristotele, Eschilo, Sofocle, per limitarci ad alcuni. Il tutto per sottolineare quanto sia importante, antico e unico per l'Europa questo ambito territoriale. Il delta del Po, chiave dell'Alto Adriatico, e come esso abbia visto e veda uomini, popoli e culture diverse confrontarsi tra loro lungo le rotte della civiltà che per secoli hanno alimentato l'economia, la cultura, la società europea,
che non si può capire senza questo asse, dall'antica Grecia ai bizantini, dalle crociate ai traffici con il vicino Oriente, in un dipanarsi di eventi e momenti, in un confronto e arricchimento costante tra popoli diversi, di cui l'arte di Venezia è straordinaria, sebbene non unica sintesi. Mi scuso se mi sono dilungato citando in maniera rapsodica e non per nulla esaustiva una serie di elementi che provano, a mio dire, quanto il Po, appunto, come l'ho chiamato, quell'hub della storia europea, cioè un riferimento non di un mare che divide popoli diversi, ma un golfo che unisce, mette in relazione popoli e terre che condividono una stessa memoria. I nostri concorrenti internazionali potranno copiare i nostri prodotti, le nostre merci, ma non potranno mai imitare o sottrarci la nostra memoria, che diventa così un elemento strategico che caratterizza e distingue negli scenari internazionali. Non c'è Europa senza la memoria di questa parte strategica del nostro continente, appunto il delta del Po, il corso dell'antico Eridanio. Senza il nostro ruolo antico e moderno, fatto di storia, culture, ma anche di modernità, cioè di ricerca, studio, innovazione e produzione, di arte, come vediamo nel libro curato da Gianluigi Ceruti, ma anche, come spesso ci ricorda la nostra collega e amica Laura Cestari, una vera innamorata della sua terra, green economy, blue economy, piccole e medie imprese, agricoltura e turismo ecocompatibili ed ecosostenibili, che sono una caratteristica unica di questo patrimonio straordinario che si chiama Delta del Po, che non è solo una porta verso il passato, ma è il gate verso il futuro. Ho parlato fin troppo e do la parola alla conduzione e alla, ripeto, competenza e passione che Laura Cestari mostra sempre in quello che fa qui in Consiglio regionale. Prego e buon lavoro. Io torno in aula perché si sta scaldando l'atmosfera. No, sì. Complimenti, perché ha già fatto tutto. No, assolutamente, Ha già detto assolutamente tutto. no. Bravo, C'è da leggere e studiare sempre Grazie e da ancora, imparare. Grazie, grazie. Dunque, io ringrazio veramente di cuore il Presidente Ciambetti per la sua presenza e anche per le parole che ha utilizzato. Parto da qui, poi mi accomoderò vicino a lei, avvocato, e cerco di essere breve così lascio più spazio possibile al suo intervento e se riusciamo a quelli che verranno. Siamo stretti con i tempi, ma conto ce la faremo. Dunque, si dice spesso che nei libri di storia, quelli scolastici, insomma quelli didattici, vengano dimenticati alcuni particolari, alcuni eventi, alcune vicende. Succede, insomma, la storia è bella corposa. E si dice che la storia appunto venga raccontata sempre in modo molto, molto parziale e devo convenire su questa osservazione. Se poi parliamo di storia locale sfondiamo una porta aperta, è difficile, no? Che la storia locale appaia all'interno dei nostri libri di storia, quelli utilizzati per esempio nella scuola primaria o secondaria. A volte lo fanno, e sono da lodare per questo, alcuni insegnanti che con estremo zelo, con estrema passione decidono di integrare la storia ordinaria a quella locale, a quella del nostro territorio e delle nostre comunità. In realtà tutti ne avremmo avuto bisogno di questi cenni, tutt'oggi, tuttora ne abbiamo bisogno di questi cenni di storia locale, perché ogni comunità, utilizzo il termine giolittiano di popolo, ogni territorio ha bisogno di conoscere le proprie radici e capire da dove ciascuno di noi ha tratto la propria linfa vitale e lo ha fatto da eventi che poi hanno fatto anche la differenza su come, sulle modalità con le quali le nostre comunità si sono evolute. Oggi però, qui, parliamo di una storia decisamente particolare, parliamo di mito, parliamo di un racconto che
per fortuna, devo dirlo, nei libri non viene tralasciato, perché io mi ricordo alle scuole medie che ho studiato il mito di Fetonte. Tutti noi, qui sicuramente, perché vedo amministratori del mio Polesine e amici del mio Polesine, tutti noi qui conosciamo la nostra terra, amiamo il nostro Polesine, anche per la genuinità e a volte la ruvidità che la nostra terra si porta dietro, per i suoi fiumi, per i suoi terreni estesi che sanno di lavoro, di passione, di sacrificio, ma anche di bellezza, per la foce del grande fiume che arriva ad abbracciare il mare. E se il fiume rappresenta un elemento indispensabile e indissolubile del nostro territorio, oggi è anche protagonista di una leggenda, quella del mito di Fetonte, il giovane figlio di Apollo caduto nelle acque del nostro fiume Po, al tempo chiamato Eridano. Si tratta di un mito, è vero, ma si tratta anche di radici e di un tempo che grazie all'opera dell'avvocato Gianluigi Cerruti possiamo catturare anche con una certa delicatezza. A volte noi dimentichiamo quanto l'acqua abbia avuto ed abbia tuttora un'importanza storica decisiva per il nostro Veneto e sicuramente per il nostro Polesine. La forza della nostra Venezia si traeva proprio da lì, dal fatto che fosse circondata dall'acqua. E non tutti sanno che quello che noi oggi quasi volgarmente chiamiamo medio Polesine, perché per me il Polesine è uno, non c'è distinzione tra alto, medio, basso, delta, il Polesine è uno. Non tutti sanno e non tutti ricordano che quella zona, appunto, chiamata medio Polesine, rappresentava un tempo un importantissimo crocevia di flussi commerciali, e si sa che dove ci sono flussi commerciali abbiamo anche flussi di relazioni, di persone, di socialità, di comunità. Proprio come quella che noi oggi andiamo a raccontare, una socialità particolare, una storia particolare, un tessuto di relazioni particolare. E lo facciamo attraverso testimonianze ed ipotesi di illustri studiosi che, come giusto che sia, rivalutano la nostra terra. E se c'è un fil rouge che dobbiamo e possiamo considerare è proprio questo. Un fiume che unisce, che non divide, una terra che crea e che non distrugge, e un amore del quale solo noi polesani possiamo prenderci cura e possiamo affermare. Quello per la nostra comunità e per la nostra storia. Ascoltiamo ora l'autore, l'avvocato Gianluigi Cerruti, che ci parlerà di Fetonte, il mito del fiume Po, l'origine del delta padano, però ricordiamo anche, lo ha già fatto prima il presidente Ciambetti, ma io ricalco, l'importante contributo di Leobardo Traniello, di Roberta Reali e la fotografia di Roberto Bottari. Da parte mia io ringrazio veramente di cuore, col cuore in mano davvero, l'avvocato Angela Zambelli, ex sindaco di Crespino, che mi ha dato la possibilità di conoscere quest'opera e di conoscere poi l'autore. Ringrazio il neo sindaco Angelo Malaspina, che ha raccolto comunque il guanto e ha deciso di essere qui oggi, Federico Simoni, sempre a sostegno, il sindaco Tasso, il sindaco di Fratta, con il quale condividiamo una passione per il nostro territorio, una passione per la nostra storia e in generale la passione di cui parlavo prima, quella per la nostra comunità. Dietro abbiamo anche il suo assessore alla cultura, abbiamo Bruno Malaspina, insomma tutti amici e altre persone insomma, che vedo e che davvero per le quali nutro un infinito affetto. Grazie per essere qui a testimonianza del grande lavoro che oggi andiamo a celebrare. Io adesso con immenso piacere lascio la parola al nostro autore. Devo dire che sono profondamente grato al presidente Ciambetti e alla consigliere Laura Cestari perché mi hanno esonerato dalla relazione.
la mia relazione è veramente superflua, abbiamo già detto tutto. Vi dirò soltanto un particolare. Quando la carissima amica, indimenticabile amica Giulia Maria Crespi, mi invitò a un viaggio di studio, parliamo di qualche decennio fa, in Inghilterra e particolarmente a Londra, di fronte al British Museum e di fronte al castello di Windsor, dove sono custoditi 2 disegni di Michelangelo che si occupano del Polesine, del Delta. Ho sentito una punta di orgoglio e ho detto ma io devo fare qualcosa. E lì è nato, caro editore Graziano Ramina, e lì è nato il libro su Fetonte. È nato a Londra tanti anni fa. Perché da quel momento ho cominciato riassumo, perché i tempi sono stretti, riassumo molto concisamente. E di lì è iniziato, insieme a Leobaldo Traniello, scomparso, storico dell'arte, e dopo di lui a Roberta Reali, è iniziata questa ricerca e ho scoperto che almeno un centinaio, vero Roberta, di grandi artisti, da Michelangelo a Picasso, si sono occupati di questo mito, del mito del Po, del mito del Delta. E non solo, ma Dante Alighieri nell'inferno e nel purgatorio. Per cui questa iniziativa mi coglie veramente. Noi abbiamo fatto molte presentazioni e ne faremo anche molte in Italia e all'estero. Ma questa è per merito certo di Laura Cestari, ma come non posso dimenticare Angela Zambelli, che è stata la protagonista così silenziosa ma tumultuosa di questa iniziativa, che valorizza Crespino, valorizza Fratta, valorizza Adria, valorizza il Polesine, valorizza il Delta, valorizza il Veneto. Perché noi, signori, gli Eneti, come si chiamavano i progenitori dei Veneti, venivano dalla Plafagonia e per effetto di, come è stato ricordato con estrema puntualità dal presidente Ciambetti, questi fuggivano dalle guerre, dalla guerra di Troia e da questi conflitti interni in Plafagonia e si sono rifugiati in intimum sinum maris adriatici, cioè nelle zone più nascoste, più riposte dell'alto mare Adriatico. Hanno trovato la pace e hanno potuto insediare i loro stabilimenti, che erano preziosissimi, perché le perle di Tirinto nascevano nel delta del Po, nascevano a Frattesina di Fratta Polesine, nascevano a Grignano, frazione di Rovigo, nascevano in queste località lungo il Po, allora lungo un ramo del Po di Adria. E pensate che queste opere oggi le ritroviamo, è una cosa veramente di una grandiosità estrema. Nei più importanti musei del mondo ci sono queste opere che ricordano il delta del Po e che raffigurano il delta del Po e raffigurano o affreschi o disegni, ma anche ceramiche. Per esempio a New York nel più importante museo di New York, nel Metropolitan, c'è una ceramica di Xanto Avelli, il grande ceramista del Cinquecento, ma così via, insomma. Voglio dire che, e vorrei proprio concludere, per non portar via tempo, a Roberta Reali, che parlerà specificamente sui disegni di Michelangelo. Michelangelo Buonarroti disegna queste opere
tra il 1533 e il 1535, Roberta correggimi se sbaglio, sono gli anni nei quali il Papa incarica Michelangelo di dipingere la Cappella Sistina. Quindi siamo nel periodo del fulgore di Michelangelo. Questi disegni sono del periodo migliore, l'abbiamo detto anche a Vittorio Sgarbi, che ha scritto un bel libro peraltro, ma non si parla però dei disegni, se ne parlerà in una prossima edizione, io mi auguro. Comunque, ripeto, abbiamo questi artisti poi, specie dal Cinquecento all'Ottocento e al Novecento, pensate Picasso, che si occupa del delta del Po, del Polesine. Ma questo libro, lasciatemelo dire, ha detto bene Sergio Frigo, ha scritto sui giornali di Repubblica, ha scritto del gruppo Repubblica, che questo libro riscrive la storia del Polesine e del delta del Po. E lo dico non soltanto con orgoglio di figlio, come Laura Cestari di questa terra, come la nostra Angela, figli del Polesine, ma lo dico oggettivamente, perché pensate che siamo in presenza di un centinaio di artisti del massimo livello, ripeto, dal 400 al 900, e siamo in presenza dei musei più importanti del mondo. Cioè ci sono le opere che riguardano questo tema, si trovano nei musei più importanti del mondo. Parliamo, ma non solo il British, ma non solo gli Uffizi, ma non solo le gallerie dell'Accademia. Le gallerie dell'Accademia c'è un disegno, uno dei 3 disegni di Michelangelo, come vi dirà Roberta Reali. Quindi quel delta che io avevo amato e che ho amato profondamente nei suoi ecosistemi, per salvaguardarlo, la più grande zona umida italiana, così mi sono accostato al delta. Oppure vedendo i film da Paesà, l'ultimo episodio di Paesà, e Il grido di Antonioni, e Ossessione di Visconti, era quella la mia cultura e la mia propensione. Però, vedendo queste cose, ho scoperto questa funzione fondamentale che ebbe il delta. Parliamo XIII-X secolo avanti Cristo. E quindi voi capite che mi pare che valesse la pena che questo libro venisse stampato. Agora Factory lo ha fatto con entusiasmo. Questo libro avrà un seguito, ci saranno altre iniziative che proporremo anche con la collaborazione del Comune di Fratta, il Comune di Crespino e chi altri vorrà collaborare. Adria, scusate, ci siamo dimenticati, ma Adria ha dato il nome a un mare e gli studi più recenti confermano che non è una ipotesi così campata in aria, ma valida. Adria ha dato il nome a un mare, perché tra il VI e il III secolo è stata insieme a Spina un grande emporio etrusco. Ma ancora prima del VI secolo, già nel X secolo, lavorava l'ambra, ecco, oltre a Fratesina, oltre a Crespino, oltre a Grignano, anche Adria lavorava l'ambra. Quindi voi capite che siamo in una terra ingiustamente negletta, devo dire, dimenticata spesso, non dalla Regione Veneto, la quale, facendo con questa presentazione, celebra anche se stessa, cioè la sua essenza, perché i veneti venivano da quelle terre dell'Illiria, da quelle terre dell'Asia Minore, e hanno creato civiltà. Sono stati sede di civiltà e questo noi lo rivendichiamo con forza. Grazie
al Consiglio regionale di questa iniziativa. Grazie a Laura Cestari, avete fatto una cosa meravigliosa con l'aiuto della nostra sindaco. E non voglio dire altro perché, ripeto, sono veramente anche commosso. Grazie. Ora, visto che siamo partiti in ritardo, direi che un intervento da parte di Roberta Reali, abbiamo il tempo di farlo. Grazie. Allora, il mito di Fetonte, come ha appena detto benissimo, con grande passione, grande competenza, Gianluigi Ceruti, che ringrazio per avermi coinvolta insieme a Leobardo Traniello in questa iniziativa, e ringrazio anche ovviamente tutti quanti, l'editore, Agorà, la sindaca, Zambelli, Angela, che ha creduto nel progetto, Laura Cestari, e anche appunto Crespino stessa, perché in Crespino abbiamo un simbolo forte della ribellione, della necessità della ribellione che è insita in ogni essere vivente per evolversi, e lo abbiamo nel timbro della città settecentesco, che è nel libro. Passo subito ai disegni di Michelangelo, sono 3, e il disegno sono tutti dedicati allo stesso uomo, giovane e affascinante, della stessa cerchia medicea, un intellettuale molto diciamo esordiente, però molto preparato, che aiuterà Michelangelo alla fine della sua vita, soprattutto nel realizzare le opere architettoniche. Tommaso de' Cavalieri. A Tommaso Michelangelo consegna questi 3 disegni nel momento in cui, dopo il ritorno dei Medici a Firenze nel 30, lui aveva partecipato alla seconda rivoluzione repubblicana dopo il sacco di Roma nel 27, con le fortificazioni. Nel clima di restaurazione abbiamo anche un sentimento storico molto vicino di punizione di un'azione, di una ribellione sentita, molto sentita dal punto di vista politico e dal punto di vista anche religioso, perché abbiamo sempre in questi anni, nel 30 viene fondata il collegio appunto gesuitico, e nel 45 abbiamo la Controriforma, quindi la punizione dell'eresia erasmiana. Qui appunto 2 motivi della caduta storici. Abbiamo i motivi psicologici e filosofici, che risiedono nell'esempio platonico dell'auriga e neoplatonico dal punto di vista cosmico, della fase diciamo eroica del comune di Firenze, in cui il neoplatonismo si affermava pensando la creazione per tracimazione, emanazione e ipostasi, cioè praticamente per pienezza. La hybris, che è l'arroganza dal punto di vista umano, dei sentimenti umani, e che viene punita, è la stessa moto di trascendenza che per grande pienezza tracima nello spazio e genera la creazione per precipitazione. La precipitazione vede diversi piani, possiamo mettere ecco il disegno A, dove abbiamo il piano divino, qui dove c'è lo Zeus, che viene ripreso nel giudizio universale, che Michelangelo affronterà dal 36 al 41. Il piano mediano, dove abbiamo le passioni, diciamo ciò che proprio per moto passionale il Fetonte chiede il carro del padre e il carro precipita, e l'effetto, la via dell'ambra, le lacrime delle sorelle che si trasformano in ambra,
sul piano appunto del fiume, delle rive del fiume, e appunto il raggio solare, il fulmine solare si concretizza nella materia dell'ambra. E qui abbiamo appunto il fiume con l'anfora dalla quale escono, e le sorelle che vengono tramutate proprio in pioppi e piangono la tragedia appunto E sul fondo abbiamo Cicno, un altro personaggio, si vede poco qui, un cigno, è il re dei Liguri che viene trasformato in cigno. Cigno di nuovo emblema solare. E quindi si ha una rigenerazione della natura, dal punto di vista, una trasformazione, una metamorfosi, come dice Ovidio, e la metamorfosi è anche simbolo appunto di rigenerazione della natura. Dal punto di vista chimico sappiamo che è anche anagogico, sappiamo che igne renovatur natura integra. La natura viene rinnovata integralmente dal fuoco, dal carro del fuoco del sole, che dal piano celeste aereo passa al piano mediano animale e divino, semidivino, e poi abbiamo il fiume che rappresenta l'elemento acqua e le Eliadi e le rive del Po, l'elemento terra. Quindi abbiamo anche elementi alchimistici. Michelangelo era pienamente addentro a quello che era lo studio filosofico neoplatonico dai tempi dell'Accademia e questo è il primo disegno. Adesso vi trovate qualcosa nel libro di questi argomenti. Questo è il primo disegno, quello del British Museum, e poi dove sta scritto anche la dedica a Tommaso. Se passiamo al secondo disegno, eccolo qua, questo è quello conservato all'Accademia di Belle Arti. Qui abbiamo le masse equine equiparate al fetonte che cade con la testa in giù, al corpo proprio fisico di fetonte che è senza vita, cioè ormai quasi senza vita, ormai fulminato da Zeus, e sotto appunto il lamento delle Iliadi, e quasi fossero i dannati del giudizio universale. Nel 1933, data di questo disegno, che si trova alla Galleria dell'Accademia e non è accessibile da qualche tempo perché il gabinetto è chiuso delle stampe, e questi richiamano i dannati dell'inferno. Passiamo all'ultimo disegno per concludere. Questo è quello di Windsor Castle, si trova nelle collezioni reali. Venne acquisito da Giorgio III per mezzo dei suoi agenti qui in Italia, ed è il più completo, il più prezioso, cioè diciamo che tutti e tre hanno un grandissimo fascino, sono tratti dall'iconografia dei sarcofagi di età alessandrina, secondo e terzo secolo, che si trovano in Villa Borghese, al Louvre, agli Uffizi, in vari luoghi, a Copenaghen. E qui appunto vediamo che la finitezza del disegno a carboncino sembra quasi una china, da quanto perfetta proprio la resa. È una resa piramidale e qui abbiamo tutti i personaggi che sono perfettamente definiti. Il successo del mito di Michelangelo, il successo del mito di Fetonte appunto è dovuto a questa commistione di elementi forti, psicologici, cosmogonici, e Michelangelo è riuscito a rendere tutto ciò in una sintesi mirabile, in 3 fasi che sono fasi di causa e effetto: fulmine, la caduta e la trasformazione, però congelati nella eternità del mito. Ovidio stesso, nella chiusa dell'episodio di Fetonte nelle Metamorfosi, parla della hubris, di questo sentimento di volontà di scalare il cielo, che poi viene punita immancabilmente. Ne parla anche in modo che apparentemente è ambiguo, ma è positivo. E dice: qui giace l'Aurica del carro del padre, non riuscì a tenerlo e cadde. Tuttavia fu una grande impresa e non merita la morte. Michelangelo
riesce a cogliere tutte le tensioni del suo tempo in questi 3 mirabili disegni che noi abbiamo trattato, ecco, all'interno del nostro libro, e speriamo appunto di poter trattare ancora in una trattazione più vasta, ecco. E ringrazio tutti. Io guardo il dottor Franzina perché è il mio timekeeper. Chiamerei adesso Angela Zambelli per un intervento, insomma è stata lei il mio gancio per riuscire ad organizzare l'evento di oggi, per cui è la benvenuta. Grazie Laura e grazie al Consiglio regionale. Sarò velocissima, dirò 2 cose. È importantissimo ed è soprattutto bellissimo sapere che la politica si occupa di cultura, di arte, di storia, perché la cultura, l'arte e la storia sono forti simboli identitari che rappresentano proprio l'identità, l'appartenenza del nostro territorio e nello stesso tempo rappresentano l'infrastruttura, permettete il termine mutuato da altra materia, l'infrastruttura per il futuro e per arrivare ad esportare la nostra grande conoscenza, la nostra grande cultura, il nostro grande patrimonio culturale all'estero. Abbiamo visto come l'importanza di queste opere che sono contenute in musei di tutto il mondo rappresentino proprio quel legame cosmico, così riprendiamo anche la lettura cosmica che Ovidio dà di questo mito, il legame cosmico del nostro territorio con tutto il mondo. Grazie a Laura Cestari, grazie all'avvocato Cerutti che per me è stata una conoscenza veramente bellissima, e la politica adesso continui il suo corso, porti avanti e ricordandosi che i carri vanno guidati avendo conoscenza di come si guidano, solchiamo le vie dell'universo ed esportiamo il nostro mito, la nostra cultura che è veramente molto grande. Grazie a tutti. Dunque, adesso se abbiamo un attimo di pazienza facciamo una foto di gruppo, insomma, per immortalare questo momento importante. Ovviamente anche l'editore, ci mancherebbe.